L'ultimo atto pesante della legislatura si è consumato con un consiglio spaccato tra maggioranza e opposizione, epilogo forse inevitabile visto il clima da piena campagna elettorale, 29 voti favorevoli, 13 contrari, 3 astenuti, questi numeri che hanno comunque permesso al nuovo piano regionale dei trasporti di diventare legge, con il governatore Zaia e l'assessore De Berti che a metà pomeriggio blindano subito il risultato parlando di tempi record per il varo, 2 anni e 8 giorni per la stesura e l'iter legislativo. La Lega ovviamente canta vittoria. È un piano fortemente improntato alla mobilità sostenibile, è un piano che vuole connettere le realtà industriali e turistiche del nostro Veneto ai maggiori assi viari nazionali e europei. È un piano che vale 21 miliardi di euro, che per il 65% è già finanziato. Insomma, ed è un piano volto a portare il Veneto nel terzo millennio. Di Veneto in ritardo sul trasporto ha parlato invece Piero Ruzzante del Veneto che vogliamo, troppi project financing invece per Stefano Fracasso del Partito Democratico che denuncia anche mancate decisioni sul porto di Venezia, la stroncatura dei 5 Stelle è ancora più netta. È di fatto un aggiornamento del piano del 1990, porta con sé quindi le opere pensate fin dall'era Galan, tutte le autostrade, cemento, infrastrutture pesanti, quando invece dal nostro punto di vista servirebbero infrastrutture più moderne, tecnologiche e innovazione. Nel concreto il piano prevede l'integrazione gomma-rotaia, il biglietto unico, il completamento della pedemontana veneta e della TAV Milano-Venezia, senza dimenticare la viabilità del bellunese chiamata la grande prova delle Olimpiadi, e la discussione a Palazzo Ferrofini ha virato anche sul futuro di autostrade e sullo scontro definitivo tra esecutivo Conte e Aspi, con l'ordine del giorno del consigliere 5 Stelle Simone Scarabella di liberalizzare la 27 Venezia-Belluno, tema ricorrente ma sul quale potrebbe arrivare presto risposta proprio da Roma.